La Regione già fa molto per sostenere le donne vittime di violenza in quella fase della loro vita che inizia subito dopo la denuncia della violenza e che continua nella fase in cui queste donne dentro le case rifugio o gli alloggi protetti devono, come dire, sistemarsi dal punto di vista anche psicologico, legale, eccetera. E questo è un percorso lungo che viene organizzato in questa regione attraverso l'aiuto e il supporto di diverse associazioni di volontariato, che consente molto spesso alle donne di uscire dalla schiavitù del maltrattamento in famiglia. Non serve, colleghi, che vi ricordi quanto il periodo delle restrizioni domiciliari ha incrementato in maniera importante il numero di casi di violenza tra le mura domestiche e di quanto dall'altro lato abbia ridotto la possibilità e la capacità di queste donne di denunciare, essendo obbligate alla convivenza forzata. Ora questo emendamento chiede al Consiglio di investire risorse per fare l'ultimo passo che manca per consentire alle donne vittime di violenza di ricominciare una vita in libertà. Infatti il contributo che chiedo di istituire si chiama appunto contributo di libertà, perché queste donne, dopo che hanno subito la violenza, dopo che hanno avuto il coraggio di denunciare, dopo che sono state protette in un percorso importante che le ha portate all'emancipazione personale, devono affrontare il grande salto dell'emancipazione economica e molto spesso arrivano a questo punto libere dalla violenza, ma ancora fortemente limitate nella loro capacità di scelta perché non hanno disponibilità economiche. Perché sapete, colleghi, molto bene quanto molto spesso sia la mancata denuncia sia l'incapacità delle donne di costruirsi un progetto di vita autonomo e libero dopo dipenda gravemente dalla incapacità di queste donne di essere autonome dal punto di vista economico. Quindi con questo contributo che io propongo in una quota di 5.000 euro massima pro capite per le donne, segnalate ovviamente dai centri che si occupano del percorso protetto e sulla base di una rendicontazione di spese abbastanza rigida, che può comprendere la caparra per prendere in affitto la prima casa da donna libera, che può rappresentare l'acquisto per i primi mobili necessari per arredare la prima casa da donna libera, che può rappresentare il pagamento della retta degli studi dei figli minori che la donna dovrà sobbarcarsi da sola quando finalmente potrà cominciare la sua vita da donna libera. Allora, tutte queste spese molto spesso le donne che stanno uscendo dal percorso protetto non sono in grado di sostenerle perché oggettivamente non sono autonome dal punto di vista economico. Con l'assessore Donazzan abbiamo discusso molto spesso di come la Regione già abbia posto in essere delle iniziative, dei meccanismi per aiutare le donne libere nel ricollocamento nel mondo del lavoro. Manca solo questo pezzettino qui, cioè dare loro quell'incentivo per poter partire serenamente nella esperienza di vita da donne libere che tutte auspichiamo per loro. Quindi con questo emendamento cerchiamo di introdurre questo ulteriore sostegno per le donne che hanno subito violenze familiari e che sono pronte per ricominciare un'esperienza di vita autonoma e che io penso possa arricchire e completare i tanti servizi che la Regione Veneto già mette a disposizione di queste donne.